yoga della risata. Mi è piaciuto tanto perché mi sono tantissimo rilassata e ho imparato tantissime cose e credo che lo farò anche a casa. Abbiamo riso tanto con il leone che rideva quando guardava qualcuno, dopo anche quello là che se toccava la pancia facciamo Mi è piaciuto perché ridevo. Io rido sempre in classe, faccio sempre ridere tutti a classe e mi dicono che sono la più divertente. Lo yoga della risata nelle scuole è una pratica molto interessante perché abbina la capacità di ridere, che nei bambini è sicuramente più naturale che negli adulti, attraverso degli esercizi, quindi non ridere a caso, ma ridere con degli esercizi strutturati, con un inizio e una fine, e poi gli permette di giocare e stare insieme in modalità più libere. Questa esperienza mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuto tanto quando facevamo così, oh, oh, ha, ha, oh, oh. Poi mi è piaciuto perché ci distendevamo, tipo pensavamo al prato, tutti con gli uccellini, soffiavamo le nuvole. Era bellissimo. Mi è piaciuto fare lo yoga della risata, è stato molto bello, mi ha aiutato a trovare la pace interiore e anche a fare il silenzio, anche se io non ero molto abituato. Crediamo che in realtà lo yoga ai bambini faccia molto bene e siamo stati felici di avere questa proposta, anche perché lo yoga della risata è anche una cosa diversa, un po' alternativa, ed è un modo divertente anche per far riflettere i bambini sull'importanza della giusta respirazione, di fare tante cose che magari sono naturali però nel modo giusto per avere dei più benefici, ecco. Tipo per rilassarsi questa cosa puoi farla quando sei arrabbiato, ti puoi calmare. È sempre interessante osservare come i bambini colgano da questa pratica davvero delle grandi risorse. Lo yoga della risata mette subito in risalto i bisogni dei bambini, il bisogno di sfogarsi. Oggi abbiamo fatto alcune risate, esercizi di risate incondizionate, e la cosa che mi colpisce di più è che a loro piace molto quelle in cui sono liberi di fare davvero e scatenarsi. Mi è piaciuto e la roba che mi è piaciuta di più è quando abbiamo fatto la cosa che ci siamo rilassati. Abbiamo fatto il canguro che proprio rideva. Mi è piaciuto rilassarmi con i miei compagni e pensare a cose positive. Mi sono fatto 2 o 3 risate, era da molto che non facevo. E è stato bello vederlo fare dai bambini perché si sono divertiti e hanno anche usato anche il resto del loro corpo in questo laboratorio, quindi erano proprio partecipi. Devo dire che l'esperienza è stata un'esperienza molto, molto bella, diversa dalle solite, che consiglio perché i bambini riescono a divertirsi, a rilassarsi e si possono cogliere anche quelle che sono le eventuali difficoltà. E poi come imparino a capire che ci sono modi diversi di respirare e la risata può aiutarli davvero a rilassarsi, a gestire tutte le loro piccole situazioni della vita in maniera più rilassata. Credo davvero che la pratica della risata incondizionata possa aiutare i bambini e gli insegnanti a ritrovare un punto di incontro nella giocosità, nella semplicità, nella naturalezza di un clima sereno che poi possa essere di aiuto all'apprendimento, qualsiasi esso sia.